Si svolgerà sabato 30 ottobre la 31esima edizione del premio letterario Raca al Mare Leonardo Sciascia Città di Grotte, che si svolgerà presso il Tempio Valdese in piazza Umberto I alle ore 21. L'iniziativa è organizzata dall'assessorato alla cultura del Comune di Grotte, dall'amministrazione comunale e dalla Regione Siciliana, con il patrocinio del Ministero della Cultura. La serata di premiazione vedrà come finalisti la scrittrice Stefania Auci con L'Inverno dei Leoni, la saga Leforio, quindi Andrea Apollonio con il libro I Pascoli di carta, Giosuè Calacciura con Io sono Gesù. Un premio speciale durante la manifestazione alla carriera è assegnato a Roberto Andò. L'evento sarà presentato dalla giornalista Elvira Terranova. Le letture saranno svolte da Vincenzo Perrotta, all'arpa Ginevra Gilli. Il presidente del premio è Salvatore Ferlita, supportato dalla giuria tecnica composta tra gli altri da Giovanni Taglialavoro, Mimo Butera, Curzia Vitello, Daniela Spalanga, Linda Criminisi, Giovanna Zaffuto, Dica Cutai, Anna Maria Arpa, Giuseppe Ro, Francesco Pillitteri, Fiammetta Lombardo. La segreteria del premio è affidata a Mariangela Terrana. Tra gli eventi collaterali anche quello del prossimo 29 ottobre alle ore 21 presso l'atrio del Palazzo Comunale, reading in concerto, letture, lettere musicate dai libri finalisti con Anna Maria Apa, Alessandra Criminisi, Alberto Santamaria Quartet.